Si apre l'anno che festeggia i 700 anni dalla morte di Marco Polo, un anniversario importantissimo per Venezia, per il Veneto ma anche per l'Italia, perché Marco Polo è stato il primo ambasciatore, è stato colui che ha inventato la figura dell'ambasciatore, ma anche colui che è una figura iconica anche nel mondo del viaggio, cioè pensiamo a cos'è stato quel viaggio in quell'epoca, cioè alla fine del 1200, e cosa ha rappresentato, diciamo, poi il libro basato sui racconti del viaggio, scritto da Rustichello da Pisa e dettato da Marco Polo, per tutta quell'epoca è diventato praticamente un best seller per molti e molti anni. La grandezza di un uomo che non si limita a commerciare per guadagnare, ma è un curioso del mondo e difatti il suo viaggio durerà addirittura una ventina d'anni. Prima perché durante il viaggio lungo 3-4 anni intanto lui imparerà ben 4 lingue, conoscerà tradizioni e costumi che poi riferirà nel milione, e poi perché come incaricato dell'imperatore andrà in giro per ispezionare questo enorme impero cinese e per raccontarne le caratteristiche a Kublai Khan. Quindi poi perché una volta tornato non si metterà in pensione, ma anzi intanto combatterà per la Repubblica, tant'è che sarà fatto prigioniero durante una guerra con Genova e in prigione scriverà il milione. Ma è il prototipo del veneziano di allora che si fa gli affari suoi ma si occupa anche della cosa pubblica, e questa è la grandezza di Venezia, il primato del pubblico sul privato, di cui Marco Polo è sicuramente un testimonial esemplare.